Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 euro, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Medis, benvenuti alla seconda edizione di Stella di Cecchetto, stavolta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi dall'economia e con dei dati incoraggianti e confortanti che riguardano l'imprenditoria femminile nel Nuorese e nell'Ogliastra. Lo dicono i dati, crescono più della media regionale con settori trainanti in espansione. In totale le imprese a guida femminile nell'Ogliastra e nel Nuorese sono 5.568, pari al 17% del totale delle aziende femminili regionali. Rappresentano quindi un quarto del totale delle imprese attive nelle due province. Un dato ancora più rilevante riguarda il trend di crescita. Negli ultimi 5 anni, dal 2019 al 2024, le imprese femminili hanno registrato un incremento del 3,5% superiore alla media regionale ferma a 0,3%. I settori trainanti mostrano performance molto positive. Nel settore primario, per esempio, le imprese agricole guidate dalle donne crescono del 3,6% a Nuoro e del 6,7% in Ogliastra. Bene anche il turismo, con i comparti dell'ospitalità e della ristorazione che registrano una crescita del 5% a Nuoro, oltre il 20% in Ogliastra. Un segnale incoraggiante arriva anche dalla dinamica della società di capitale, cresciute dal 2019 al 2024 in modo deciso, registrando un più 0,5% a Nuoro, un 44,6% in Ogliastra. Insomma, sono dati importanti questi e in crescita che saranno presentati lunedì 24 novembre nella sede della Camera di Commercio di Nuoro nell'ambito del progetto Atlante Donna, le imprese che fanno territorio, promosso da Confindustria Sardegna Centrale e dalla Camera di Commercio di Nuoro. Al convegno interverrà tra gli altri la Presidente della Regione Alessandra Todd, il
cuore dell'evento sarà dedicato alle testimonianze di alcune imprenditrici, testimoni di realtà imprenditoriali, produttive, artigianali e culturali. Infatti nel corso del convegno sarà presentato uno studio che offrirà una fotografia dell'imprenditoria femminile nelle province di Nuoro e dell'Ogliastra, con dati interessanti appunto a testimoniare della vitalità, a testimonianza della vitalità delle imprese. Per la prima volta inoltre i dati sono presentati con l'assetto territoriale delle nuove province operative da giugno scorso. Questo consente quindi una lettura più aderente alla realtà economica del nostro territorio. Questi dati che abbiamo visto sono molto positivi e in crescita. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Tortolì, si parlerà di trasporti questo pomeriggio alle 16 al Teatro San Francesco. Sarà dedicato infatti un tavolo territoriale riguardo il piano regionale dei trasporti. La Regione Sardegna ha avviato l'iter di definizione del nuovo piano, lo strumento strategico che orienterà la mobilità regionale nei prossimi anni, delineando obiettivi, priorità e interventi relativi a trasporti aerei, navali e terrestri per passeggeri e merci. I tavoli territoriali rappresentano un'importante occasione di confronto tra amministrazioni, cittadini e realtà locali. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Barissardo. Si accendono finalmente le luci dopo anni di buio e di degrado su Piazza della Tolleranza e dell'Inclusione a Barissardo, da ieri illuminata grazie all'installazione di 6 nuovi lampioni. Una piazza nata negli anni 90 ma da allora è stata appunto lasciata all'abbandono e al degrado. Molti bariesi infatti non conoscevano nemmeno l'esistenza di questa piazza, nonostante si affacci sulla centralissima via Cagliari. Meno di 3 anni fa abbiamo iniziato i lavori di rivalorizzazione e messa in sicurezza della piazza, dice l'assessore comunale Andrea Murru, affidandole anche il nome di Piazza della Tolleranza e dell'Inclusione Sociale. Poco tempo dopo l'artista Federico Cacciapaglia con la sua street art ha proposto di abbellire la piazza offrendo al comune la realizzazione di alcuni graffiti, ma non solo. Da quel momento in poi la piazza ha iniziato a ospitare serate di vario tipo, spettacoli musicali, teatrali, presentazioni di libri, dibattiti e testimonianze, quindi da allora ha ripreso vita e finalmente da ieri ha acquisito anche una illuminazione. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Lanusei, una serata tra opera e balletto, quella di domenica 23 novembre alle 21 nell'aula consigliare del municipio. Si terrà infatti nell'ambito della rassegna Notte d'Ogliastra il concerto del duo pianistico composto da Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, un appuntamento che offrirà al pubblico un viaggio musicale attraverso le opere di Martucci, Rossini e Tchaikovsky, reinterpretate per pianoforte e 4 mani con la sensibilità e la raffinatezza che contraddistinguono questo affermato duo. Iniziativa promossa dalla Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra in collaborazione con l'associazione musicale Ellipsis e il comune di Lanusei. Chiudiamo con un evento letterario, c'è un nuovo appuntamento del Festival Venerdì Letterario, venerdì 21 novembre alle 18:30 nella Biblioteca Comunale di Tortolì. Ospiterà Matteo Porru per la presentazione del libro Il volo sopra l'oceano, il romanzo che sta conquistando critica e lettori. A dialogare con l'autore sarà Tonio Pillonca. Il volo sopra l'oceano è un romanzo di attraversamenti e distanze impossibili. Porru costruisce una storia dove partire non è mai solo geografico, è un modo per misurare quanto si è disposti a rischiare per trovare se stessi. Matteo Porru, nato a Roma nel 2001, è uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Il Venerdì Letterario è reso possibile grazie al comune di Tortolì, la regione Sardegna, ed è coordinato dal club di Jane Austen con la presidenza di Gabriela Podda e la direzione artistica di Giuditta Sireus. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.